Va ora in onda la rubrica Benessere. Saluto a tutti voi, a tutti i telespettatori di Veneto Globe e a tutti i radioascoltatori di Radio Conegliano. È la prima volta che ci sentiamo e ci vediamo. Sono Cinzia Visentin, naturopata, sono docente a Siconi e counselor sia a livello personale che a livello aziendale. L'argomento di cui parliamo oggi è una cosa di cui abbiamo tanto bisogno in questa società in questo momento, che è la risata. La risata è una cosa che ci fa star bene e ci dimostra quanto sia la saggezza del nostro corpo. Infatti ogni volta che ridiamo, basta pensare quando finiamo una cena e raccontiamo delle barzellette insieme agli amici, ci permane questa sensazione di benessere per un po' di tempo, no? Quindi andiamo volentieri a degli incontri, a vedere dei film comici e ascoltiamo volentieri delle barzellette proprio perché ne abbiamo un benessere. Come mai parlare di risata? Oltre al fatto che per l'appunto nel periodo buio in cui viviamo è sempre più necessario parlare di positività. Ed è di questo di cui mi occupo, quindi sono un po' una portatrice di positività per quello che riesco a fare in questa società. Parliamo di risata perché è nata una vera e propria scienza che si chiama gelontologia, nata da un'esperienza, e si parte purtroppo da un qualcosa, da un'esperienza di salute e di una problematica di salute di uno scrittore che si chiama Norman Cousin. Questo scrittore aveva una malattia piuttosto importante negli anni 70 che era la spondilite anchilosante. Cosa succede con questa malattia? Le ossa nelle situazioni più gravi, ed è quella che ha vissuto questo scrittore, rischiano di fondersi. Quindi diremmo che è una situazione molto ma molto pesante da vivere. Cosa fece questo scrittore? Decise a un certo punto in collaborazione con il proprio medico, di fare una scelta e assumere 2 quantitativi di cose abbastanza semplici. 1, grossi quantitativi di vitamina C, 2, cura di risata. In cosa consisteva? Consisteva nel guardare film comici, candid camera, e tutto quello che poteva dare una sensazione che stimolava una risata. E grazie a questa cura di risata, quindi questa cosa particolare che scelse di fare, guarì da questa importante malattia. Questo destò un grande scalpore in tutto il mondo medico, in tutto il mondo degli psicologi, e vi furono quindi parecchi studi da parte di questi studiosi. Vi furono diversi quindi medici che fecero diversi approfondimenti, diverse prove anche con i loro pazienti e arrivarono al risultato che cosa succede nel nostro corpo. Nel nostro corpo quando ridiamo si produce una serie di sostanze che danno una sensazione di benessere. E queste dopamine, queste diremo cose che escono spontaneamente nel nostro corpo, ci danno questa sensazione quasi come se noi avessimo un oppiaceo naturale, quindi una sensazione proprio di rilassamento, di estremo benessere. E grazie a questo, quindi, il fare una risata fa in modo che il nostro corpo abbia una continua sensazione di benessere sia da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista emotivo e da un punto di vista anche della nostra mente. Quindi tutti questi 3 centri importanti che noi abbiamo, fisico, le emozioni e la mente, quindi va a influenzare un po' tutto questo. Cosa succede? Facciamo anche un esempio, ok? Un medico cosa fece? Prese 2 gruppi di pazienti che avevano problematiche cardiovascolari. Un gruppo di pazienti lo sottopose alle normali cure che vengono fatte per i pazienti che hanno cardiopatie.
mentre un gruppo di pazienti lo sottopose semplicemente a cura di risata, esattamente come fece Norman Cousin. Notò questa cosa abbastanza, diremmo, evidente. In questo secondo gruppo c'erano meno ricadute rispetto al primo gruppo di pazienti, quindi quelli che fecero cura attraverso le normali, diremmo, medicine, quello che il mondo medico proponeva in quell'epoca. E da qui si continuò una serie di studi. Ci furono quindi diversi medici che hanno quindi fatto in modo che la risata pian piano venisse portata addirittura negli ospedali. Tutti noi conosciamo Patch Adams, il medico dei clown, quindi inizialmente formò i medici che all'interno degli ospedali, all'interno dei luoghi in cui si vive sofferenza e quindi c'è necessità di vedere luce, di vedere positività, portò per l'appunto questi medici clown. Anche in tutto il nostro, diremmo, Veneto, nel Friuli, in tutta Italia ci sono tantissimi medici clown, ma anche dei volontari clown che portano avanti questa cosa. Quello che vi voglio presentare, e vi voglio iniziare a parlare di una cosa un po' diremmo nuova, ma neanche tanto, perché comincia a essere conosciuta e diffusa anche in Italia, è quella che inventò un altro medico in un tempo anche abbastanza recente, quindi negli anni 90. Questo medico indiano, che si chiama Madan Kataria, stato recentemente in Italia, ha preso in mano tutti questi studi fatti da questi medici, psicologi, eccetera, e pensò di fare un qualcosa di pratico a disposizione di tutte le persone di ogni età, quindi dai bambini agli anziani, agli infermi, a chiunque voglia poter avere uno strumento da utilizzare per ridere, che sembra facile ma non sempre è spontaneo, e quindi inventò quello che in Italia è conosciuto come lo yoga della risata, laughter yoga. Nacque quindi un metodo semplicissimo che lui mise in piedi come? Allora, notò che i bambini fino a 2-3 anni cosa fanno? Vivono pienamente le loro emozioni, quindi se hanno voglia di arrabbiarsi si arrabbiano, se hanno voglia di piangere piangono, se hanno voglia di ridere semplicemente si danno la pazza gioia, si rotolano per terra e ridono. E allora disse, perché non fare qualcosa di semplice, guardando ed osservando proprio i bambini? E quindi che cosa fece? Mise insieme una serie di esercizi tipici, diremmo presi, quindi semplici, fatti dai bambini, per poter stimolare la risata. E questa è una cosa interessante. Lo yoga della risata cosa fa? È imparare a ridere senza motivo. Quindi non attraverso barzellette o film comici che vengono filtrati dalla nostra mente e stimolano una risata, ma facendo il contrario. Non si parte dalla mente, ma si parte dal corpo, quindi con il movimento corporeo. Il movimento corporeo che cosa fa? Desta un'emozione, scatena una risata, e questa risata va in piano piano a influenzare la nostra mente, quindi si cambia modo di pensare, ci si indirizza e ci si riprogramma verso la positività, mentre solitamente la mente è portata ad andare verso la negatività. Vediamo quando riceviamo un complimento, non siamo abituati, sembra che tutto debba essere un attimo quasi allontanato. Se riceviamo luce, a volte la gente è abituata ed ha avuto un condizionamento per cui non se ne sente degna. Che cosa fare quindi? Con gli esercizi di giocosità si parte da una risata simulata che pian piano diventa spontanea, infatti spesso, quasi sempre si lavora in gruppo, piccolo o grande gruppo, e pian piano quindi si scatena un qualcosa. Perché parlare di yoga? Che cosa c'entra lo yoga con la risata? Allora, lo yoga perché sì, quando si ride, no? Si stimola una parte del nostro corpo molto importante, che è il diaframma.
E quando si ha una respirazione diaframmatica e se ridiamo, e provo a farvi una risata, si stimola proprio questa parte. Quindi si ha un movimento involontario, non è che lo programmiamo, per cui si ha una maggiore ossigenazione del nostro corpo, del nostro cervello e nello stesso tempo, essendo questa la sede delle emozioni, andiamo a smuovere emozioni. Ecco perché lavorare quindi con la risata, oltre al movimento, la positività, si ha un lavoro di ossigenazione. Ecco perché yoga. Quindi abbiamo veramente un qualcosa nelle nostre mani di molto semplice ma molto efficace. Basta iniziare a utilizzarlo. Spesso andiamo a cercare le cose complicate, invece cerchiamo nelle cose semplici quello che è il nostro benessere. Lo yoga della risata è un metodo che viene utilizzato ormai in tutto il mondo, infatti esistono diversi club in tutta Italia, in tutto il mondo, viene utilizzato con i bimbi, viene utilizzato nei reparti ospedalieri anche con i malati oncologici, anche vis-à-vis con le persone, quindi non necessariamente in gruppo. Il lavoro può essere fatto anche con gli anziani, può essere fatto nelle carceri, può essere fatto anche nelle aziende e anche nelle aziende c'è una grande necessità di questo tipo di lavoro che sembra un po' rivoluzionario, in effetti lo è, però che cosa fa? Nelle aziende lo yoga della risata porta a stimolare la creatività, porta a stimolare le persone a lavorare in team, porta le persone a indirizzarsi verso l'unione e la creatività in uno spirito comune. Un'altra cosa bella dello yoga della risata è non ci sono distinzioni e ci si dimentica, mentre lo si fa, di un po' di chi si è. Quindi se siamo piccoli, grandi, se abbiamo un condizionamento dato da una maschera dettata dal tipo di lavoro che facciamo, dal tipo di ambiente in cui viviamo, ce ne dimentichiamo completamente. Un po' come quando da piccoli, semplicemente i bambini si incontrano e che cosa chiedono agli altri bambini? Vuoi giocare? Una domanda semplice che ci siamo noi adulti dimenticati, no? Questo spirito, non tanto la domanda, non è che dobbiamo per forza essere bambini e dimenticarci di quello che è il nostro quotidiano, però lavorare in questo senso porta noi stessi a lavorare anche verso la positività, ricordarci che abbiamo un bambino interiore che è sofferente ed ha bisogno anche quindi di avere una soddisfazione personale, di non reprimere le proprie emozioni e le proprie necessità. E quindi che cosa vi chiedo di fare? Innanzitutto fate 5 bei respiri profondi. E poi cominciamo a dire, visto che siamo bravi, molto bene, yeah, e cominciamo a farci una bella risata. Grazie a tutti voi, ci vediamo la prossima volta e mi raccomando, positività. Ciao a tutti. Avete visto ed ascoltato la rubrica Benessere.